Ieri Napoli ha pareggiato 2-2 contro il Genoa. Abbiamo chiesto ai tifosi azzurri cosa non ha funzionato della sfida del Maradona. Ma sicuramente la pressione era tanta, perché giustamente il Napoli si sta giocando lo scudetto in queste ultime partite e comunque non è successo niente, perché diciamo che questo pareggio non condiziona il campionato, perché ci sono altre due partite da fare contro il Parma e contro il Cagliari. E diciamo che la trasferta a Parma sarà difficile, perché Parma si deve salvare e bisogna vincere comunque. Secondo me il Napoli comunque ha dei limiti, questa è la verità. Cioè noi, grazie al signor Antonio Conte che stiamo secondo me là, perché il Napoli è una squadra da quinto sesto posto, quindi per me abbiamo fatto un grandissimo campionato. Certo, i tifosi napoletani vorrebbero lo scudetto. A questo punto stiamo in balliamo. Ieri che non ha funzionato? Niente di che. Il Genoa ha fatto la sua partita e il Napoli non ha approfittato, è venuto un po' meno. Questo secondo il mio punto di vista. Il Genoa ha fatto la sua partita, onesta partita che doveva fare, perché a me piacciono così, non è che perché se era salva doveva regalarci qualcosa. Diciamo, è mancato qualcosa nel Napoli, ma il Napoli si sa, ha i suoi limiti. Conte ha fatto un miracolo per me, i tifosi poi non so che buono, per me c'è anche molte persone che non capiscono un cazzo di calcio, perché il Napoli è una squadra da quinto sesto posto e siamo andati oltre le aspettative e io da tifoso sono contento se il Napoli vince lo scudetto, sono contentissimo, ma se lo perde. Comunque abbiamo fatto un grande campionato. Il gioco di Conte secondo me che è proprio. Sono un paio di partite che la stavamo vincendo così, e ieri non abbiamo portato il risultato. Ma sicuramente c'è stata poca convinzione in campo e poi qualche problemino anche sulle sostituzioni, perché comunque sostituire Raspadori dopo il 2-1, dopo aver segnato un gol importante, è stato sicuramente un errore. Poteva giocare sicuramente Rafa Marin partendo anche da titolare. E, insomma, ci sono state diverse situazioni che hanno compromesso anche l'andamento della partita, perché sul 2-1 non è possibile farsi recuperare anche da una squadra che, con tutto il rispetto, ma il Genoa contro di noi che siamo comunque in corsa a scudetto era evitabile, era evitabile. Ma la troppa convinzione di aver già vinto lo scudetto, perché telesurava la partita, invece in questa senza Cazzim, Meret coppa il primo gol là, non lo so, troppa insicurezza, non lo so, la giocavamo sotto. Siamo in vantaggio, dipende solo da noi, non lo so. Il Napoli fa sempre questo, non riesce mai a chiudere le partite. Tutto, se ne deve andare il presidente, perché finché c'è il presidente a Napoli, il Napoli farà sempre tarantelle e soffriremo sempre noi tifosi. Questa è la sintesi della partita di ieri. Speriamo che questo scudetto ce lo prenderemo, perché ogni scudetto, ogni cosa che facciamo con il Napoli dobbiamo sempre soffrire e ci siamo scocciati di soffrire, perché siamo un pubblico che ha bisogno di una squadra che ci fa veramente sognare. Vivere, sognare, perché la maglia del Napoli addosso a Napoli, quando ti metti la maglia del Napoli addosso c'è un peso che lo porti nel cuore, perché noi napoletani per il Napoli siamo pazzi. Ciao ragazzi. Non ha funzionato secondo me la troppa pressione che c'era su questa partita. Il Napoli purtroppo in queste partite le soffre il Napoli. Secondo me ieri la troppa pressione si è fatta sentire. Napoli-Genova, secondo me l'allenatore che con i suoi cambi dovrebbe fare cambi più spesso, dovrebbe cambiare più spesso. Secondo me non ha funzionato qualche sostituzione troppo in ritardo, perché abbiamo visto gli ultimi 5 minuti, Neres ha costruito 3-4 palle gol e il nostro amato Billing non l'ha messa dentro. Poi non è che faccio una colpa a Conte, perché Conte ha fatto il massimo. Noi siamo in zona Champions con largo anticipo, perciò tutto quello che abbiamo fatto non è costruito per lo scudetto, però ce la dobbiamo giocare fino in fondo, perché l'Inter rischia di non pigliare niente, non raccoglie niente. Vediamo le ultime, Coppa Italia, Champions, perché il San Germain non è che sarà a guardare, però a noi purtroppo ci è venuto sempre a bene, 1-0 a Lecce, però abbiamo anche riscontrato
pareggi negativi, abbiamo perso parecchi punti, siamo in vantaggio e siamo stati ricorsi. Invece ieri se facevo qualche sostituzione un po' prima, 10 minuti, con Neres perché Politano non aveva più, Lukaku dormiva, ha fatto una grossa partita, allora ci volevano risorse fresche, cioè se la doveva giocare perché quello ha giocato con tutti i ragazzi, tutti i giovani, cioè ha fintato, vedi che ha detto vengo a Napoli per vincere, secondo me ha fintato, però io faccio un grande applauso a Conte per essere un po' testardo.